Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto dal titolo, che ha ragione lui. Perché lui? Perché stamattina, cioè in giornata, stavo parlando con la nostra Hildegard e mi ha fatto vedere un bellissimo video di un mago molto famoso che a un certo punto ha preso una lista di personaggi screditati che si passano per maghi ed esoteristi, e quindi l'ho guardato questo video e effettivamente ha ragione lui. Però prima di iniziare questa micropillola vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito. E se vi va, anche un super like, e ricordatevi che mercoledì sera alle 20:30 su Liveface il vostro Marietto risponde gratuitamente a delle domande. Bene, partiamo un po' da questo video che ho visto e devo dire che mi è dispiaciuto da un lato, ma da un lato è interessante, perché da un lato lo scredito di questa categoria che effettivamente c'è di tutto e di più, e da un altro invece il coraggio di questo grande esoterista che ha avuto il coraggio di fare i nomi di questi personaggi che si spacciano per grandi esoteristi, ma che nella realtà insomma fanno un po' i birichini. Ed è giusto che qualcuno prenda posizione e smantelli queste figure che secondo lui, secondo questo mago esoterista che ha preso i dati da un'agenzia che ha controllato la situazione di questi personaggi, insomma è una cosa triste. Addirittura uno, prima di iniziare a fare l'esoterista, rubava le radio in giro per strada, quindi è tutto dire questa cosa qua. Ma poi bisogna sempre ricordarsi che una volta gli esoteristi erano i bracci destri dei faraoni, imperatori, re e principi, marchesi e quant'altro. Oggigiorno ci troviamo personaggi di dubbia entità, di dubbio stile, di dubbio spessore, che quando non riescono a fare i ladri di autoradio per le macchine si riciclano a fare gli esoteristi, e questo chiaramente deturpa e rovina la categoria di questo lavoro, che è uno dei più antichi del mondo, se non il più antico del mondo. Quindi, cari amici, il vostro Marietto ha fatto questo video per rafforzare appunto il concetto che per chi entra in questo mondo, è un mondo dove bisogna lavorare duro, saper fare le cose, e non c'è nessun tipo di sconto. Nessuno può entrare in questo mondo pensando di fare solamente il birichino e vendere fumo alle persone, no? Perché prima o poi gli altri, quelli bravi, insomma, si arrabbiano un pochettino e quindi lo mettono fuori mercato, o in un modo o in un altro. Dico questo perché per quelli che cercano di entrare o di scimmiottare i grandi esoteristi che abbiamo in Italia, e ve lo ripeto, abbiamo 4-5 pezzi da 90 che ci invidia tutto il mondo, da Fusco ai Rendell, che sono tra i più famosi nel mondo, quotati, sono veramente geniali nelle loro divulgazioni, al Pierini, che è una delle più grandi biblioteche a livello mondiale, ben 14.000 volumi, ricercatissimi in tutto il mondo. Insomma, questi personaggi ce li invidia tutto il mondo, anche Hildegard è bravissima, maestro Alex è anche super bravo. Insomma, noi abbiamo delle punte di diamanti in Italia, però purtroppo ci sono anche molte ombre. Vi dico questo per ricordarvi che se per fare un'operazione magica ci bisogna alzare alle 2 di notte e stare 2 ore e mezza per consacrare e battezzare e far quant'altro e cerimoniare anche, e voi dovete capire che ci sono dei prezzi importanti. Se voi vi trovate questi che vi dicono noi facciamo questo lavoro per tot e non tengono in considerazione veramente sia il materiale che il lavoro che la conoscenza, è chiaro che queste persone prima o poi faranno un flop e fanno però purtroppo decadere tutta la categoria. Quindi, cari amici, faccio questo piccolo video per ricordarvi che appunto la qualità si paga, non c'è niente di gratis, e come vi ha detto il vostro Marietto, almeno 9 lunazioni, 9 mesi. Se qualcuno, chiaramente, a parte certe operazioni magiche tipo la Dagida, che magari si possono ripetere
6-7 volte a mese, e magari si comprime, se non è 9 mesi si fanno praticamente in 2 mesi magari 4, 5, 6 notti, no? Ma quindi sempre 9 volte come minimo. Se la gente non parte da questo presupposto che il lavoro buono si paga, poi si va nelle mani di questi birichini che poi dopo vengono praticamente messi all'agonia. Quindi, cari amici, attenti a questi suonatori di pifferi che vi promettono miracoli per poche centinaia di euro, ma non riescono a stare, un mago bravo non riesce a stare neanche dentro con questi prezzi nei materiali, figuriamoci nel tempo e nelle conoscenze. Bene, detto questo, cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi ascoltato fino qua, vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!